Benvenuti a tutti, non proprio in un nuovo video, ma in una sorta di aggiornamento. Innanzitutto voglio cogliere ancora l'occasione per ringraziarvi perché il canale sta ulteriormente crescendo e questa cosa mi fa veramente tanto piacere. L'idea è quella di fare spesso questi video aggiornamento in maniera tale da aggiornarvi su quelle che sono le news o su quelli che sono i progetti. Voglio creare veramente una bella community e voglio sempre aggiornarvi su quelli che sono tutti i nostri progetti, quindi ci tengo molto a questi video aggiornamento. Non a caso domani comincia per noi la Veneto Gravel, che è un evento che si svolge attorno al Veneto. C'è la possibilità di scegliere diversi percorsi di diversa lunghezza. Noi abbiamo scelto quello più lungo, da 720 km. Si poteva partire ufficialmente oggi, venerdì 20 aprile, la partenza era alle 15, ma c'è la possibilità di partire nell'eventualità anche il sabato mattina e noi faremo proprio così. Quindi domani mattina ci recheremo verso Bassano del Grappa e da lì partirà ufficialmente la nostra Veneto Gravel. L'idea è quella di provare a concludere la Veneto Gravel sotto le 70 ore, quindi sostanzialmente in 2 giorni e mezzo. Ehm, Abbiamo pensato di fare 240 km al giorno circa, di fermarci la notte e dormire quelle insomma 5-6 ore e ripartire poi il mattino presto. Il meteo attualmente c'è abbastanza contro, le previsioni non preannunciano niente di positivo e quindi abbiamo dovuto allestire la bici con tutto quello che è il materiale antipioggia e il materiale invernale perché le temperature sono calate tantissimo. Ci tenevo tanto a fare questo video per farvi capire anche che tipo di traguardo è per noi questo, che sarebbe veramente importante perché è una sorta di prova che facciamo per sfidare noi stessi. Ricordo alle persone che si sono iscritte da poco al canale che esattamente, strappo la foto da qua, esattamente un anno fa, il 2 aprile, noi abbiamo fatto il primo dislivello con la bici, quindi è esattamente poco più di un anno che abbiamo la bici e già aver fatto tutto quello che abbiamo fatto, partire da casa, andare a Finisterre, andare a Monaco, tutti insomma i giri che abbiamo fatto è stata una gran soddisfazione perché per noi fino all'anno scorso la bici era qualcosa di impensabile, non sapevamo neanche che esistessero le taglie sulle biciclette, quindi non sapevamo proprio nulla. E riuscire a concludere la Veneto Gravel in questa modalità per noi sarebbe una grandissima soddisfazione. Addirittura anni fa veniva rilasciato un brevetto per chi riusciva a concludere la Veneto Gravel in queste tempistiche. E per noi sarebbe insomma sicuramente una porta che si apre per delle riflessioni future e una grande soddisfazione dal punto di vista atletico, fisico e mentale. E quindi questo ci farà capire anche se nei prossimi viaggi potremo spingerci oltre, pedalare un po' di più, fare più strada, quindi sarà sicuramente una bella sfida. Vi ringrazio veramente anche a nome di Carla, che adesso è a lavoro quindi non può essere presente qua con me. Abbiamo allestito le biciclette, siamo carichi e domani mattina partirà ufficialmente per noi la Veneto Grave. Quindi ci tenevo tanto di aggiornarvi, di dirvi appunto queste news. Portate pazienza perché poi ci saranno, suddividerò i video della Veneto Gravel appunto in 3 giorni, quindi le 2 tappe più la mezza giornata finale e spero di portare un contenuto bellissimo, ricco di paesaggi, ricco di foto e ricco insomma di bei momenti. Grazie ancora e alla prossima.